presenza del Ministro in questa giornata di riflessione del patronato sul percorso che si dovrà snodare nei prossimi anni mi sembra più che significativa nel confronto appunto con il patronato. Che cosa vi aspettate dal Ministero e quali considerazioni a conclusione del suo intervento del Ministro Poletti? Sì, innanzitutto dobbiamo rimarcare, non possiamo che non farlo, la presenza del Ministro in quanto tale, anche questa volta in prima persona rispetto al tema dei patronati. È una novità a cui non eravamo abituati e va dato merito al Ministro Poletti di essersi occupato, di continuarsi a occupare, nonostante sappiamo il carico di questioni che passa dal Ministero del Lavoro in questo periodo sull'agenda politica degli istituti di patronato. Noi lo leggiamo come un segnale positivo da due punti di vista. Significa che c'è un interesse vero al nostro mondo, a quello che significa, che ha significato, e se devo fare una valutazione di quello che il Ministro ha detto, anche un interesse sincero a quello che significherà il nostro mondo nel futuro di welfare di questo Paese. Lo abbiamo sentito convinto, quasi a spronarci a una collaborazione fattiva per dare concretezza alle norme della legge di stabilità. No? È chiaro che le valutazioni sul finale della legge, come Ministro all'interno della compagine di governo, sono state tutto sommato positive. A noi rimane un certo amaro in bocca, ovviamente, perché siamo ben contenti della collaborazione del Ministro e del parlamentare su cui noi siamo giunti sulla vicenda. È chiaro che l'amaro in bocca rimane proprio per il fatto che, essendo arrivati così vicini, continuiamo a ritenere questo taglio nella parte finale un significato politico o una difficoltà del governo dal punto di vista di rimangiarsi totalmente una scelta secondo noi sbagliata. Lo accettiamo anche in una dinamica politica e non saremo certo noi da questo punto di vista a rimarcare la cosa più del necessario. Però se è vero che c'è appunto questa grande volontà di guardare negli enti di patronato, negli istituti di patronato, uno strumento, come ho cercato di dire anch'io oggi, scuso, purtroppo ho la febbre, quindi forse non sono stato molto chiaro. Quello che ci rappresenta questa legge è un interlocutore più chiaro e più sincero all'interno dei sistemi di welfare. Noi e gli istituti erogatori di prestazione siamo tre soggetti del Ministero del Lavoro. Credo che se c'è una cosa chiara in questa 190 è che siamo tre soggetti che dobbiamo collaborare. Mi permetto di dire forse con un po' più di dignità simmetrica rispetto al passato. Questa 190 ribadisce la funzione degli enti di patronato e fa capire come gli istituti di patronato sono dei soggetti che nella loro gratuità e nella loro fondamentale opera svolgono una funzione di completamento del welfare, nel senso che assicurano dal punto di vista concreto ed effettivo le prestazioni previdenziali ed assistenziali agli utenti. In passato questo non veniva considerato in una posizione, molto spesso alcuni parlano di mercato, una specie di mercato in cui agiscono vari attori, gli istituti di patronato, gli ordini professionali, altri nuovi soggetti di terzo settore in qualche senso ritengono di doversi occupare di questo settore. Ovviamente tutti i soggetti di buona volontà partecipano e sono altamente utili quando si tratta di rispondere a un bisogno del cittadino, ma gli istituti di patronato hanno una funzione, una natura che li porta ad avere un ruolo ben definito, che è quello della legge, e che li sottopone appunto alla vigilanza del Ministero del Lavoro. Abbiamo cercato di ribadire oggi con questa iniziativa Patronato 2.0 del Patronato ACLI che riteniamo di essere uno strumento di pari dignità all'interno del sistema welfare italiano con altri rispetto al ruolo di essere soggetti vigilati dal Ministero del Lavoro. Ora ci aspettiamo che appunto i decreti attuativi esaltino ma anche garantiscano questi due punti fondamentali: la natura degli enti di patronato, che secondo noi la 190 non modifica rispetto al passato, alla 152, anzi le esalta e la chiarifica alcuni passaggi. Pensiamo solo all'estero,
una volta una presenza non ritenuta necessaria ma accessoria, si poteva essere presenti non all'estero per essere un istituto di patronato. Oggi la legge dice che essendo un servizio universale che deve arrivare lì dove ci sono pensionati è necessario un minimo di presenza all'estero per poter essere un istituto di patronato. È una novità importante che secondo me rende più serio e più virtuoso l'aspetto universale del servizio di patronato. La seconda novità fondamentale, e forse un po' più difficile, sono queste aperture a un mondo differenziato di attività e anche di modo di, come dire, assorbire risorse economiche. L'ha ricordato il Ministro, mi ha fatto piacere, è un aspetto molto delicato, perché se è vero che la natura viene ribadita, anche queste novità devono essere coerenti e non distonite rispetto a questa natura degli enti di patronato. Quindi ci vorrà molta intelligenza nei decreti attuativi a non andare in certe direzioni che possono essere confliggenti rispetto a quanto appunto la norma di buono ha mantenuto. Quindi il giudizio in sé è positivo, la presenza del Ministro è molto positiva. La nostra valutazione della norma, tenuto conto appunto delle riserve generali che ho rappresentato, offre delle prospettive. Ora si tratta della grande sfida e anche della verifica se saremo in grado, innanzitutto noi, come è stato l'invito del Ministro, a mettere giù, a collaborare rispetto ai decreti attuativi. Su questo dobbiamo anche capire, la direzione generale del Ministero del Lavoro attuale, che tipo di collaborazione e che tipo di agenda ci vuole rappresentare, perché credo che sia giunto il momento di avere degli incontri tecnici rispetto a questo argomento.